Amici di Bella Sicilia, stiamo assistendo alla discesa di San Calogero, che tra poco sarà portato in processione. Questo è uno dei momenti più suggestivi della festa. Ecco che il santo non si vede più, quindi sta scendendo lentamente con un sistema particolare che viene adottato qui al santuario di San Calogero a San Salvatore di Fitalia. Ecco che riappare lì dietro i portatori. Ed ecco San Calogero. Fateci sapere da dove ci state seguendo. Oggi è la giornata più attesa per i fedeli di San Salvatore di Fitalia e non solo. Grazie Sant'Alò! E tra poco San Calogero sarà collocato sulla sua vara per la processione. Siamo a San Salvatore di Fitalia e questo è il giorno più atteso. Qui col fazzoletto rosso i portatori sono circa 30.
Amici di Bella Sicilia o di Onda TV, siamo a San Salvatore di Fitaglia, abbiamo appena assistito alla discesa di San Calogero. E tra poco inizierà la processione. Qui il sindaco del comune Mario. Vedete i nastrini colorati, fanno parte di questa festa, non possono mancare, ogni anno vengono benedetti e poi anche regalati alle persone più care. Noi vi salutiamo per il momento, tardi altre immagini relative alla festa di San Calogero a San Salvatore di Fitaglia. Oggi è il giorno più atteso dai fedeli di questo borgo siciliano.